Si tuffa per aiutare il fratello di 14 anni in difficoltà ma non riemerge più. Tragedia sul lago di Garda, muore una ventenne di Verona. La ragazza è recuperata ma non c'è stato nulla da fare. Intanto sul lago morto a Vittorio Veneto continuano le ricerche del corpo del ventenne di Mestre Andrei Boichenko, scomparso in acqua da ieri pomeriggio. Sul posto anche la madre, straziata dal dolore. Altri 200 migranti in arrivo in Veneto in queste ore. Intanto, dopo i 38 giunti a Padova ieri, Selvazzano Dentro attende i 35 che verranno ospitati nella palestra comunale. Nel frattempo Confartigianato lancia un preciso allarme sulla carenza cronica di manodopera anche in Veneto, ma secondo la CGIA di Mestre il PIL della nostra regione nel 2023 chiuderà con un più 1,24%. Arrestato a Caorle, dove si trovano i genitori, 52enne educatore di Comunione e Liberazione accusato di aver abusato di una 14enne, l'associazione cattolica Costernati è già stato sospeso. Dopo la frana in Val di Zoldo, ancora danni causati dal maltempo nel Bellunese con una violenta grandinata che ha colpito la Valbelluna. Il mondo della cultura veneta in lutto per la morte di Pierluca Donina, direttore di Arteven, il circuito teatrale regionale del Veneto, nato a Chioggia 61 anni fa, è scomparso a causa di un tumore fulminante. Il basket italiano invece piange la scomparsa di Tonino Zorzi, leggendario coach che ha legato il suo nome tra le tante squadre alla Reyer Venezia. Era nato a Gorizia 88 anni fa. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. È la cronaca ad aprire questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Sul lago di Garda, l'ennesima tragedia. Una turista ventenne residente a Verona è morta annegata nel pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione si era tuffata da un pontile in località Corno, frazione di Garda, per aiutare il fratello di 14 anni in difficoltà tra le onde, ma non è più riemersa. La ragazza è stata raccolta da un mezzo navale della Guardia Costiera nei pressi di un fondale di 6 metri e a una distanza di circa 30 metri dalla spiaggia. Inutili i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari dell'idroambulanza che si è recata sul luogo della disgrazia. Così dunque in località Corno, siamo nel territorio comunale di Garda, nel veronese, e continuano incessanti le ricerche del ventenne Andrei Boichenko, il giovane che non è più riemerso dalle acque del lago morto. Siamo a Vittorio Veneto, le operazioni vanno avanti ormai da 24 ore senza sosta. In tarda mattinata, Liona, mamma di Andrei Boichenko, arriva al lago morto accompagnata dalla zia. Dopo una notte di disperazione sono le ore più difficili per la famiglia del ventenne, originario della Russia e da anni residente a Mestre, scomparso nel pomeriggio di ieri nel grande specchio d'acqua sul Fadalto. Mantengono il riservo davanti alle telecamere. Troppo il dolore per la scomparsa del figlio. È il momento della straziante attesa. Continuano da oltre 24 ore, infatti, l'immersione dei sommozzatori per verificare alcuni punti di ricerca. In queste ore le squadre si sono calate in acqua utilizzando la sciabica, una tecnica che consiste nel legare una corda piombata a 2 boe e farla scorrere, scandagliando così il fondale del lago. Un lago insidioso, dicono vigili del fuoco e residenti. L'acqua molto fredda e la sua profondità, che nel centro arriva a toccare i 50-55 metri, lo rende uno specchio d'acqua complesso da ispezionare. Un fondale inaccessibile ai sommozzatori, che possono raggiungere il limite massimo dei 20 metri. Prosegue senza sosta l'attività dei vigili del fuoco in immersione con l'ampliamento del cono di ricerca, nell'attesa dell'arrivo dei robot subacquei. Sulle rive del lago dalle prime ore della mattina anche gli amici a sostenere la famiglia. È malissimo, quando tu non ce l'hai genitori, ce l'avevi un amico, sempre lo salvava il culo, e adesso è morto così, perché è uscito con altri amici e stava qua. Fa male? Anche troppo. E familiari e amici accorsi sul lago morto hanno seguito per tutto il giorno le ricerche incessanti dei vigili del fuoco. Squadre arrivate da più province del Veneto. Un lavoro, minuto dopo minuto, per restituire a una mamma il corpo di suo figlio. Disperata la madre di Andrei, che per lei e il figlio più piccolo era un punto di riferimento fondamentale. Non lasciamoli soli, l'appello di un'amica di famiglia.
una grande lavoratrice, una persona che ha sempre dato tutto ai loro figli, non gli ha mai fatto mancare nulla. E ora Aliona, racconta una sua cara amica, si sente persa senza il suo Andrei, che da quando il padre se n'è andato ha preso le redini della famiglia, stando accanto alla mamma e soprattutto al fratello Alessandro, di qualche anno più piccolo. Un ragazzo, Andrei, che si faceva ben volere da tutti. Andrei per lui è un punto di riferimento, questo, molto schivo, difficilmente irrispettoso, perché aveva rispetto di tutti. Un ragazzo che non creava problemi, anzi portava a casa dei voti che Leona mi diceva sempre, voti alti, quindi era orgogliosa di questo figlio, no? Anche perché lui era il più grande, quindi faceva, diciamo, quasi da papà anche il piccolino Alessandro, che adesso ha 18 anni, 19. La mamma e i 2 figli, originari della Bielorussia, hanno vissuto a Favaro per alcuni anni, dove Andrei aveva frequentato l'istituto Volpi, poi si sono trasferiti a Mestre. Una situazione, quella di Aliona, resa ancora più difficile dal fatto che avesse perso il lavoro da poco. Era in disperazione e continuava a dire: perché Diana, perché ancora oggi devo soffrire? Perché veramente è una famiglia che ha sofferto e che ha lottato tanto per arrivare, anche questi figli, per farli studiare, per farli arrivare a un certo livello. Lei ha sacrificato veramente tanto per i figli e lei diceva ieri sera: non so perché a me. Adesso quest'anno mi hanno licenziata dal lavoro, quindi aveva già altre cose. Sinceramente non ci sono parole da dire. Ora più che mai la famiglia di Andrei avrebbe bisogno di aiuto. Io credo che ora sia il momento di pensare ad Aliona e ad Alessandro, perché hanno veramente bisogno. È una famiglia che so quello che ha passato Aliona, quindi non meritava questo, la perdita di questo figlio, perché per lei era il più grande, era quello che gli dava la forza, sì, di lottare. Infatti ieri mi ha detto: cosa faccio io adesso, cosa faccio? E gli ho detto: Aliona, c'è Alessandro, devi pensare a lui adesso. Non è facile per una mamma. E sul lago Morto sono state 24 ore di vera e propria mobilitazione per trovare il corpo di Andrei. L'ho visto che era in difficoltà perché lui era caduto dal questo coso gonfiabile. Ci provava già da 10 minuti a salire così, era stanco, non era colpa sua. Poi l'ultima volta, cioè, ha provato un'ultima volta, il gommone è andato via perché lo ha spinto e lui è caduto e lì vabbè, ho detto che ci ho provato almeno, non so. Lo sguardo perso nel vuoto di Judith racconta più di ogni parola lo shock di una giornata passata nell'arco di pochi secondi dalla spensieratezza alla tragedia. Sono le 5:30 di un pomeriggio di sole ferragostano sulle sponde del lago Morto. Andrei e Judith sono con altri 2 amici arrivati da Mestre per un po' di refrigerio. La ragazza tenta il tutto per tutto buttandosi in acqua. Ma erano tipo 15, 20 tipo, io ero già a 10, capito, ero già arrivata a 10 metri, ma poi quando ho visto che ha affogato lì non potevo più fare niente. Quando parte il primo allarme, scatta la mobilitazione, arrivano gli operatori del SUEM, poco dopo i vigili del fuoco che cominciano a perlustrare lo specchio d'acqua palmo a palmo. Lo fanno dall'alto con l'elicottero, ma soprattutto scandagliando le fredde acque del lago con il nucleo sommozzatori. Nel frattempo i carabinieri di Vittorio Veneto parlano con i ragazzi e visionano gli zaini. Verso le 9 della sera si chiedono rinforzi. Le operazioni subacquee sono complesse. La battimetria del lago è assolutamente irregolare. Abbiamo cominciato a scandagliare il lago dai 10 metri di profondità e siamo arrivati fino ai 25, ma il lago va giù fino a più di 50 metri. Richiederemo anche il supporto tecnologico di strumenti subacquei robotici. E c'è chi, come Dimitri da Belluno, fa una segnalazione: ogni elemento può essere utile. Per ora abbiamo visto solo un puntino, quindi non sappiamo effettivamente se sia il corpo o meno, quindi non giungo a
conclusioni affrettate. Anche la comunità di Nove assiste alle operazioni. Qualcuno riporta esperienze passate. Quel lago dove c'è il divieto di balneazione non perdona. In più abbiamo le turbine che in continuazione buttano fuori acqua fredda e non rimane mai, non si scalda l'acqua qua. Ci sono state delle pecore che praticamente sono andate a finire dentro il lago e non c'è stato niente da fare, sono praticamente aspirate dalle turbine, sono andate sulle grate, le abbiamo portate fuori da là e così è stata un'avventura, sì, di un dispiacere. Con il buio le speranze si fanno ancora più flebili, restano le luci dei sommozzatori. Doveva essere molto tranquillo. Noi non abbiamo anche bevuto niente, proprio era tranquillo lì con la musica e basta, capito? Molto tranquillo, molto... non doveva succedere niente, eravamo lì tranquilli ad ascoltare musica, niente previsto. Voltiamo pagina, il nodo migranti. In queste ore sono attesi in Veneto ulteriori 200 profughi provenienti da Porto Empedocle. Intanto ieri l'arrivo a Padova dei primi 38 migranti, 32 ospitati nella palestra della scuola media Falconetto. A breve dovrebbero essere occupati anche i 35 posti preparati nella palestra di Feriole di Selvazzano Dentro. Il comune di Selvazzano Dentro attualmente commissariato con l'ex sindaca Giovanna Rossi, che dice di essere molto preoccupata. Chiara Gaiani. Tutto pronto e tutto chiuso. Ci sono i sigilli agli ingressi, sono aperte solo alcune finestre nella palestra comunale di Feriole di Selvazzano Dentro, dove è atteso l'arrivo di 35 migranti. Dopo Padova anche Selvazzano, comune commissariato dopo la caduta della giunta guidata da Giovanna Rossi, sta per avviare la fase della gestione dell'emergenza sbarchi. Con la mia giunta, con la mia amministrazione, abbiamo aderito al SAI, al sistema di accoglienza integrata. L'arrivo di 35 persone in una palestra per carità che non è scolastica, ma è in realtà una struttura unica con servizi igienici dal mio punto di vista inadeguati, perché vedere 35-36 brandine stipate in un unico stanzone mi lascia, ripeto, perplessa e preoccupata. Una frazione piccola, poco servita dai mezzi pubblici, una palestra attigua al nido comunale, ricorda l'ex sindaco Rossi, divisi i cittadini. Vedremo, ci adegueremo. Da una parte c'è il problema che questa gente, sicuramente cerca di fuggire da una situazione tragica, e dall'altra parte, poi questa cosa sarà pro tempore oppure sarà definitiva? Una zona residenziale, questa di Feriole, ai confini tra Selvazzano e Teolo, con l'ex sindaco che aggiunge. Vi assicuro che in questi giorni è stato un continuo ricevere telefonate di persone preoccupate, di persone sicuramente attente allo stato di necessità di queste persone, ma altrettanto preoccupate per il come e il fatto, per esempio, che ci siano anche poche informazioni. Io penso che se ci fosse stato un sindaco e la sua giunta, nel caso se qualcuno poco più di un mese fa non avesse deciso di mandarci a casa, probabilmente le cose sarebbero andate in modo diverso. Rimanendo nel padovano, chi sceglie l'accoglienza diffusa è il comune di Bovolenta, con il sindaco Pittarello, che dice: le aziende mi chiedono lavoratori. 8 anni dal mio mandato abbiamo deciso, io e la mia squadra, di accogliere delle persone, però dando una mano al nostro territorio. 3.500 abitanti, 23 km quadrati di estensione. Il comune di Bovolenta si prepara ad accogliere 6 migranti dopo il protocollo sottoscritto il 1° agosto in prefettura, che saranno ospitati in appartamenti di proprietà del comune, che di alloggi ne possiede 31. In questa fase abbiamo dato la nostra disponibilità di 2 appartamenti che si sono liberati delle nostre case popolari, non avendo adesso emergenze abitative, e li abbiamo messi a disposizione della cooperativa, però appunto abbiamo chiesto di impegnarli, di non vederli girare per il territorio, ma di impegnarli in lavori di pubblica utilità e in aziende del territorio che stanno cercando da diverso tempo. Le aziende del territorio sono alla disperata ricerca di personale, spiega il sindaco Pittarello, che su un punto è stata chiara.
Ecco, io sono stata chiara su questo anche con la prefettura, perché essendo un comune piccolo e avendo poche risorse non abbiamo le risorse economiche e finanziarie per gestire altro personale in difficoltà, perché anche col sociale in questo momento siamo molto impegnati. Quindi ci hanno assicurato che tutti i costi sono a carico del Ministero e che la cooperativa darà una mano loro per il corso di lingua. In attesa dell'arrivo, il sindaco Pittarello ha raccolto un'esperienza positiva. Già una ditta qui del nostro paese aveva chiamato, mi pare, 3 ragazzi che erano già nell'hub di Bagnoli, li ha formati e attualmente lavorano ancora in azienda. E a proposito di carenza di manodopera, c'è un allarme specifico della Confartigianato. All'appello manca un lavoratore su 2. L'ennesimo SOS sulla carenza di manodopera arriva dalla Confartigianato, più che un'emergenza, una cronicità che riguarda l'intero bel paese, con il Veneto che non fa eccezione. Anzi, nella nostra regione, afferma il report degli artigiani, le imprese fanno fatica a trovare oltre la metà del personale necessario, il 51,4% per l'esattezza, con punte del 70% nella carpenteria metallica e nell'edilizia. Non a caso gli stessi costruttori veneziani, Lance, è pronta ad avviare corsi per migranti a settembre, e l'assenza di lavoratori è la cartina di tornasole di un'economia che comunque cresce, come conferma la stessa CGIA di Mestre, secondo cui il PIL veneto chiuderà il 2023 con il più 1,24%, subito dopo la Lombardia. Le costruzioni e i servizi, in particolar modo il turismo, saranno i settori che, nonostante il rallentamento dell'economia in atto in tutta Europa, consentiranno alla nostra regione di rimanere leader a livello nazionale. Un dato niente affatto scontato se si considera la recessione tecnica di alcuni paesi dell'Eurozona, Germania in primis, principale partner manifatturiero del Veneto, ma non tutte le province procedono di pari passo. Venezia e Belluno, per esempio, devono ancora recuperare alcuni punti per ritornare ai livelli pre-Covid. Restano le ombre sull'inflazione, su salari comunque troppo bassi, ma il dato macroeconomico regge. Non è da escludere comunque che la ripresa autunnale ci possa riservare delle brutte sorprese. Tuttavia siamo fiduciosi perché il tessuto economico del Veneto, costituito prevalentemente da piccole imprese, ha dimostrato in questi ultimi anni così difficili di avere nel suo DNA gli anticorpi necessari per superare con successo qualsiasi avversità. Brutta storia a Caorle, dove è stato arrestato un educatore di Comunione e Liberazione. Il responsabile provinciale di Gioventù Studentesca Don Giussani di Reggio Emilia, che fa riferimento a Comunione e Liberazione, è stato arrestato questa mattina con l'accusa di violenza sessuale su una 14enne. I carabinieri di Rimini e Castelnuovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, gli hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'abitazione di Caorle, dove vivono i genitori. Per Gioventù Studentesca l'uomo di 52 anni faceva l'educatore ed è membro di un'associazione laicale cattolica in cui si seguono i precetti di povertà, castità e obbedienza sotto l'egidia del movimento. Secondo gli inquirenti, mentre era in un ritiro spirituale a Rimini in preparazione della Pasqua, il 52enne avrebbe abusato della 14enne a lui affidata dai genitori. Al momento posso solo dire che qualche settimana fa, per conto del mio cliente, ha riferito il suo avvocato difensore, ho presentato alla Procura di Rimini e di Reggio Emilia un'istanza per conoscere se a suo carico vi fossero delle indagini pendenti, perché aleggiava quest'ipotesi. Poi è arrivata l'ordinanza di custodia cautelare. Comunione e Liberazione esprime in una nota dispiacere e costernazione per quanto emerso dall'indagine a carico di questa persona coinvolta nell'attività educativa del movimento, si legge, evidenziando che è già stato sospeso. Andiamo adesso a Vicenza. Un pluripregiudicato straniero appena rilasciato dopo un arresto torna in città violando le disposizioni dell'autorità giudiziaria. Impossibile rimpatriarlo a causa del suo status di rifugiato politico. Fermato e denunciato dalla polizia lo stesso pluripregiudicato che 2 sere fa era stato arrestato in Campo Marzio in possesso di un'ascia e una picozza con carte di credito e documenti rubati.
Per questo reato, in sede di convalida del precedente arresto, era stato emesso dal GIP il divieto di entrare nel comune di Vicenza. Invece l'uomo, violando i provvedimenti del questore e del giudice, è tornato nuovamente in Campomarzo, questa volta con attrezzi da scasso. Verso le 21:30 il pregiudicato era stato notato dagli agenti delle volanti di pattuglia nel parco cittadino. L'uomo era in compagnia di un gruppetto di persone che alla vista della polizia ha tentato di dileguarsi. Le forze dell'ordine però sono riuscite a bloccare il nigeriano in compagnia di una donna di 23 anni. Una volta portato in questura, il pregiudicato, con numerose condanne per spaccio di stupefacenti, è stato trovato in possesso di una valigetta contenente attrezzi artigianali da lavoro adatti ad aprire e forzare serrature. Non sapendo giustificarne la presenza, il materiale è stato sequestrato e per questo è stato denunciato a piede libero. Ancora predazioni sull'altopiano, lupi scatenati nella zona di Foza. Non c'è pace in altopiano. Dopo i danni causati dai cinghiali ai prati e ai pascoli del comprensorio dei 7 comuni, tornano in azione i lupi e riparte il drammatico conto delle predazioni danni di malghe e allevamenti. Nelle scorse ore è stata sbranata una manzetta di razza rendena di soli 8 mesi nella zona di Montecorno, sopra Conco. Ai malgari non è rimasto che constatare l'aggressione che fortunatamente ha riguardato un solo capo. Sorprende però la modalità, dato che in questi giorni l'area è piena di turisti, compresi moltissimi camperisti che affollano piazzole e prati a 2 passi dalle malghe. Un branco è però attivo in zona dall'inizio dell'estate con un numero altissimo di predazioni nella fascia compresa fra il Montecorno e Cimafonte. Dall'altra parte dell'altopiano, a Foza, è stato invece predato un montone di una pregiata razza che è considerata in via di estinzione. L'animale era all'aperto in Val Capra, dove da qualche tempo invece non si verificavano attacchi agli animali da parte dei selvatici. 2 episodi che confermano ancora una volta il trend di questa estate, che ha visto i lupi protagonisti di aggressioni a bovini, compreso un vitello nato da poche ore, ovini, capre e perfino cavalli. E l'altopiano non sa più a che santo votarsi. In Valbelluna adesso, dove è tornata la grandine. Circoscritta ma violentissima la grandinata che ha colpito le campagne di Santa Giustina e Cesio Maggiore, devastandone le coltivazioni. Distrutto un anno di lavoro per molti degli agricoltori operanti nei 2 comuni contermini. Sono 40 circa le aziende agricole seriamente danneggiate dal forte maltempo che si è abbattuto soprattutto nei comuni di Cesio Maggiore e di Santa Giustina. Sono danni ingenti alle colture che ovviamente non sono più recuperabili e quindi viene perso un anno di lavoro. A farne le spese soprattutto i campi di mais e poi i vigneti e gli alberi da frutta. Un disastro per chi è stato colpito dal violentissimo evento atmosferico. Unica salvezza possibile, quella suggerita dalla presidente bellunese di Coldiretti. Come Coldiretti, ovviamente i nostri tecnici sono al lavoro per fare le rilevazioni del caso da mandare poi e comunicare ad Avepa. Consigliamo comunque ai nostri coltivatori di assicurare dove possibile le varie colture per evitare di perdere oltre alle colture anche ingenti somme economiche. Il mondo della cultura veneta in lutto per la morte di Pierluca Donin, direttore di Arteven, il circuito teatrale regionale del Veneto. Nato a Chioggia 61 anni fa, è scomparso a causa di un tumore fulminante. Donin dal 2019 ricopriva anche il ruolo di presidente dell'Associazione Reti Teatrali Italiane L'Arti e si era speso in prima persona per la candidatura di Chioggia a Capitale Mondiale della Cultura 2024. Dico solo e con estrema convinzione che la città di Chioggia da oggi sarà più povera. Il messaggio del sindaco Mauro Armelao. Pierluca era una figura importantissima e con lui volevo progettare la futura gestione del Teatro Astra e dell'Arena Duse. Una volta ultimati i lavori di restauro, mancherà, ha concluso, un punto di riferimento per tutto il mondo della cultura e non solo. Nel pomeriggio sono arrivate le note di cordoglio anche di Luca Zaia, del governatore del Veneto, e del Teatro Stabile del Veneto. E anche il mondo dello sport, in particolare quello del basket, è in lutto perché è morto a 88 anni Tonino Zorzi, storico giocatore e allenatore, la cui carriera è legata all'Umana Reyer. Il ricordo del presidente Federico Casarin. Venezia con la Reyer, con la misericordia
e col suo pubblico l'ha sempre dimostrato. È importante che assieme si vinca e si vince. Uno di qua e uno di là non si vince mai. Una grande lezione di vita quella di Tonino Zorzi qualche anno fa durante un incontro alla Scuola Grande della Misericordia per il centenario della Ligabue. Oggi il mondo del basket piange lo storico giocatore e allenatore che si è spento all'età di 88 anni dopo una lunga malattia. A darne l'annuncio il figlio Maurizio con un post sui social. Ti voglio ricordare così, si legge, orgoglioso di quella palestra dove tutto è iniziato. Nonostante tutti i nostri casini ti ho sempre voluto bene. Ciao papà. Goriziano di nascita, veneziano d'adozione, soprannominato Paron, Zorzi, malato da tempo, ha allenato oltre la Goriziana gli Orogranata per 12 stagioni. Come coach con Venezia ha raggiunto la storica finale della Coppa Corac nel 1981. Nella stagione 2009-10 ha ricoperto il ruolo di senior coach nella formazione allenata da Andrea Mazzon. Io ho avuto la fortuna personale di giocare spesso da giocatore contro le squadre allenate da coach Zorzi, ma non essere mai stato allenato da lui. Invece nel 2009-2010 ero entrato a far parte del mondo Orogranata seguendo da senior coach Andrea Mazzone, quindi ho avuto l'opportunità di conoscerlo più profondamente e quindi collaborare con lui. Ed è stata un'esperienza fantastica che poi da quel momento non si è più interrotta con telefonate, visite ed incontri. È stata una persona che poi in questi anni è stata vicina anche nel consigliarmi e nel seguire il mio percorso. Zorzi è stato eletto miglior giocatore della pallacanestro varese di ogni tempo. Ha disputato 22 presenze in nazionale, collezionate 215 totali e 3.948 punti in massima serie. 5 promozioni dalla Serie A2 alla Serie A1, di cui 3 con l'Umana Reyer. Dal Veneto è davvero tutto, vi lascio al meteo, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al meteo, previsioni per domenica 20 agosto. Sul Veneto tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo possibili annuvolamenti sulle prealpi nelle ore centrali della giornata. Non sono attese precipitazioni. Temperature in aumento, con minime comprese tra i 20 e i 24 gradi, massime tra i 32 e i 36 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno con generale assenza di nubi, precipitazioni assenti. Venti a regime di brezza. Temperature in lieve aumento, minime tra i 21 e i 24 gradi, massime intorno ai 33-34 gradi. Sul Trentino Alto Adige molto soleggiato con temperature in aumento. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra i 20 e i 21 gradi, massime tra i 34 e i 38 gradi. Dal meteo è tutto. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.